Ma salve a tutti miei cari tuppetteri, siamo negli anni 90, esattamente tra il 97 e il 98, non so se vi ricordate il periodo di FIFA 98, che grande gioco. In quel periodo io avrò avuto circa 9 anni e giocavo con un qualcosa che all'epoca faceva impazzire i bambini, ovvero gli Animal Transformers. Non so se ve li ricordate, erano quei giocattoli a forma di robot che tu dovevi girare, traslare, eccetera, eccetera, fin quando diventava un robot. Pazzesco! Ma tutto questo pippone per arrivare a che cosa? Ve lo spiego subito. Ecco che oggi vi faccio vedere il mio personale Animal Transformers, ovvero la mia Blackmagic Pocket 4K, riggata tutta quanta a small rig, anche per farvi vedere qual è il mio allestimento e magari evitare ad alcuni di voi di bestemmiare nell'aramaico antico quando sbagliate un punto e poi non trovate il bottone dell'accensione o quant'altro, che vi giuro che rottura rismontare tutto. Bene, quello che ci servirà sarà ovviamente un cage small rig per la Blackmagic, il comodo handle con le viti che va montato sopra, il port SSD con un SSD dedicato, l'aggancio per collegare l'USB-C e l'HDMI, 3 comode brugole di varia grandezza per montare il tutto, un aggancio per batteria di tipo Sony NP più il suo cavo, un piccolo aggancio porta rail da 15 mm, un rail da 15 mm, consiglio o la versione da 10 cm o la versione da 15 cm, e infine per questo allestimento, per una mia comodità, ho scelto anche 2 comode rosette Harry e una slitta di tipo flash, che dopo vi farò vedere a cosa mi servirà. Ah, e come ultima cosa, un mouse. Quindi ragazzi, da dove dobbiamo iniziare? Sicuramente la prima cosa è notare che ci sono i 2 buchi, uno sotto e uno sopra, dove collegare la vite da 1/4. Successivamente procedo attaccando l'aggancio, questo qui, per l'SSD, e lo metto a una distanza abbastanza in avanti perché sfrutto questa slitta flash per inserire il Rode Wireless Go. Ed è molto comodo. Inserisco qui ovviamente il trasmettitore che poi va collegato all'interno della cuffia jack. Difatti con il Wireless Go attaccato qui nella slitta posso giostrarmi la distanza dell'handle, che poi piano piano vado ad avvitare facendo in modo che non strofini, diciamo, con il trasmettitore, ed è tutto quanto praticamente preso su misura. Rimanendo sempre nella parte superiore, cosa faccio? Vedete qui l'aggancio della batteria, lo aggancio appunto nella parte più esterna, nell'ultimo buco, in modo tale da evitare di coprire il bottone dell'accensione. E questa cosa è molto comoda perché permette anche di passare il filo comodamente da questo lato e agganciarlo poi alla parte qui dell'alimentazione. Inoltre procedo agganciando quello che è l'attacco per HDMI e SSD, che è molto comodo perché permette di fare questa curvatura e evitare che i fili fuoriescano. E restando sempre qui nella parte sinistra, io procedo agganciando la slitta rail, questa qui, da 15 mm di diametro. Io consiglio sempre o 10 o 15 cm perché dipende chiaramente dalla lunghezza della lente, ma così è molto compatta. E come chicca finale del mio allestimento, questi 2 oggetti. Prima di tutto queste 2 comode rosette Harry, una nel lato sinistro e una nel lato destro. Tra l'altro vi consiglio di lasciare nella rosetta del lato destro un buco di distacco e invece in quella del lato sinistro questi 2 buchi nella curva, perché praticamente così entrambi saranno esattamente alla stessa linea. Sicuramente vi starete chiedendo, ma per quale motivo acquistare le rosette Harry se esistono già gli handle proprietari della Small Rig, che tra l'altro costano anche poco? Perché io utilizzo gli handle della Tilta Nucleus N, in quanto oltre ad essere dei normali handle hanno l'opportunità di mettere a fuoco qui attraverso il dito con questo comodo tasto. Ragazzi, la sentite questa musica? Godete insieme a me. Bene, l'ultima cosa che faccio è attaccare la slitta che vedete qui sopra con le frecce rivolte verso di me, perché così è possibile inserire la ricevente del microfono Rode Wireless Go, in modo tale che se ti trovi davanti a qualcuno e devi fare un'intervista, la puoi fare direttamente così col microfono rivolto verso di lui, oppure comodamente toglierlo e attaccarlo come clip in pochissimi secondi. Infine, per ultimo ma non per importanza, la vedete questa slitta qui sopra l'handle? Io ho acquistato questo comodo aggancio per monitor che si attacca qui, così, ed ha un comodissimo quick release qui col bottone che ti permette di agganciare ad esempio uno schermo.
o un flash o la qualsiasi altra cosa, ed è comodo perché è regolabile, quindi magari quando uno fa una ripresa dal basso tenendo l'handle si può piegare il monitor, insomma è veramente comodo e ve lo lascio in descrizione. Quindi miei cari tuppettri, avete visto come ho assemblato il mio Animal Transformers e ora quello che resta da sapere è qual è il vostro Animal Transformers e qual è il vostro setting preferito ovviamente. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ci vediamo a una prossima puntata. Ciao aglio! Ah ragazzi, quasi dimenticavo, il mouse serve ad iscrivervi.